Buongiorno a tutti e bentornati alle Voci dello Sport, il programma di Radio ABM che ha come protagonista lo sport bellunese, gli sportivi bellunesi, le figure che riguardano lo sport della nostra provincia. Nelle puntate precedenti abbiamo sempre avuto a che fare con atleti sia in rampa di lancio, comunque a fine carriera, o che hanno finito la loro carriera da atleti e hanno iniziato quella da allenatori, come le scorse 2 puntate con Giorgio De Bettin. Però naturalmente, come in ogni ambito, c'è bisogno di chi regoli lo sport, di chi gestisca tutto quello che c'è intorno alle varie discipline. E a tal proposito abbiamo qui Simone Soccal, il delegato CONI provinciale della provincia di Belluno. Ciao Simone. Ciao Alberto, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui e è interessante anche sapere dal punto di vista, come si può dire, giuridico della gestione, cosa c'è dietro a tutte le varie organizzazioni che poi permettono a tutti coloro che sono anche ospiti qui alle Voci dello Sport di poter fare ciò che è la loro passione. E quindi appunto discipline varie, comunque entrare all'interno di società sportive e quant'altro. Partirei subito con una domanda che all'apparenza può sembrare retorica, ecco, tra virgolette, ma la cui risposta non è così scontata in realtà. Cos'è il CONI e di cosa si occupa? Ecco, magari sia a livello nazionale che poi anche a livello territoriale, come nella provincia di Belluno. Sì, grazie della domanda, perché molto spesso si sente parlare di CONI anche adesso che stanno arrivando le Olimpiadi, però di fatto che cos'è il CONI e che cosa fa nello specifico forse non è proprio così chiaro a tutti. Quindi diciamo è opportuno sicuramente dire subito che il CONI è un'autorità che gestisce e regola le attività appunto sportive sul territorio appunto nazionale. Di fatto formalmente è un ente pubblico non economico il cui scopo è quello di diffondere al massimo le discipline sportive e le attività sportive su tutto il territorio. È chiaro che ha una sua organizzazione, ha una sua struttura, ha una sua sede centrale a Roma e ha delle sedi appunto regionali, generalmente diciamo nei capoluoghi di provincia. Nel Veneto invece ha sede allo stadio Euganeo di Padova. Sul territorio poi sono presenti i CONI provinciali, quindi i CONI Point, che hanno diciamo a capo il delegato provinciale del CONI, e io dall'anno scorso sono appunto delegato provinciale del CONI della provincia di Belluno e quindi mi occupo della gestione appunto delle attività sportive dal punto di vista sostanzialmente amministrativo e della formazione e della consulenza su questo meraviglioso territorio. E ecco, ci puoi spiegare meglio come è organizzato il CONI? Quindi io so che è diviso in delegazioni provinciali, giusto? Certo. E poi, come si è detto, anche sedi regionali. Diciamo che la parte più piccola, che agisce di più sul territorio, è sulle delegazioni provinciali, giusto? Sì. Però se potessi descriverci meglio la sua composizione, ci permetteresti sicuramente di capire, ecco, quali sono poi i compiti che ogni singola sede, ogni singolo ente territoriale ha. Certo. Allora, innanzitutto bisogna dire che ai CONI fanno parte le federazioni sportive. Quindi tutte le federazioni sportive fanno parte del CONI. All'interno del CONI poi ci sono le discipline associate, gli enti di promozione sportiva e sostanzialmente sono iscritte al CONI, quindi al registro nazionale del CONI, tutte le associazioni e le società sportive. Ecco, questo è importante perché questa iscrizione permette di rientrare all'interno del regime sportivo, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista fiscale. Hai sentito che dall'anno scorso, dal 1 luglio, abbiamo a che fare con la famosa riforma dello sport, sì. Una vera rivoluzione sia fiscale sia amministrativa sia soprattutto contributiva per quanto riguarda il lavoratore sportivo. Ecco, il CONI si inserisce direttamente all'interno di questa riforma al fine appunto di affiancare le società sportive in questo percorso di adeguamento sicuramente non facile, molto complesso, certo. Ma dobbiamo dire doveroso. La finalità è sicuramente buona, nel senso la finalità è quella di dare dignità contributiva al lavoratore sportivo. Chi all'interno dello sport percepisce un compenso finora non aveva nessuna forma di contribuzione, quindi non aveva nessuna tutela ai fini pensionistici. Mm-hmm.
L'intervento era atteso da anni, è stato oggetto di numerose proroghe, di correttive, di varie modifiche che sono anche, diciamo, assolutamente recenti. Quindi seguire le società e le associazioni sportive nell'adeguarsi a questa riforma, che comunque è in continuo movimento, diventa appunto fondamentale. Quindi il CONI ha una sua scuola regionale che permette di fornire appunto consulenza anche in questo settore. Ecco, questo mi permette appunto di dire come il CONI ha una serie di sportelli. Sportelli vuol dire degli uffici che sono poi delle persone fisiche, che permettono di dare appunto delle informazioni sia alle federazioni sia alle società appunto sportive. Ecco, gli sportelli sono vari, questo è importante appunto specificarlo, perché vanno sia dallo sportello fiscale sia dallo sportello che riguarda l'impiantistica sportiva, quindi spesso anche gli enti pubblici che comunque devono fare degli interventi sugli impianti sportivi, che è un tema estremamente caldo e estremamente importante, perché comunque anche in presenza di contributi per esempio regionali è importante comunque avere un ente che ti dà delle certificazioni e che ti accompagna anche nella redazione appunto dei bandi, e qui il CONI appunto c'è. E ci sono poi degli sportelli di natura psicologica, nel senso che forniscono anche degli aiuti di carattere appunto sociale sia psicologico, in particolare appunto alle società nell'organizzazione della propria struttura sportiva, specialmente quando hai a che fare con il settore giovanile. Certo. Molto importante è lo sportello che dà consulenza in ambito di alimentazione sportiva, quindi alimentazione in generale e diciamo legata allo sport in particolare. Ecco, quindi il CONI è un qualcosa che ti permette di avere un aiuto. Le società sportive spesso sono composte da una serie infinita di volontari, di gente che ha tantissima buona volontà, ma che non ha magari la formazione piuttosto il tempo di essere assolutamente sul pezzo, no? E quindi c'è bisogno di un soggetto che gli dia una mano da questo Certo, punto di vista. certo. E il CONI fa questo, giusto? Mi sembra di Fa capire. anche questo. Bene, e parlando un po' più di te, qual è il tuo ruolo all'interno della delegazione della provincia di Belluno e quali sono poi le relative mansioni che hai? Allora, io sono il punto di riferimento del CONI regionale sulla provincia di Belluno. Quindi io sostanzialmente devo mettere in contatto la sede regionale del CONI con le istituzioni della provincia di Belluno, siano esse gli enti locali, quindi la provincia e i comuni, siano esse appunto anche le scuole, per esempio, è un interlocutore estremamente importante. Io mi interfaccio poi soprattutto con le federazioni e con le società e le associazioni sportive. Come CONI appunto provinciale noi dobbiamo dare intanto una copertura del territorio, quindi siamo presenti sia io personalmente sia tramite dei miei collaboratori. Io ho 10 fiduciari, si chiamano fiduciari del CONI, che sono anch'essi dei volontari e che insieme andiamo a coprire l'intera provincia, quindi dal Cadore al Feltrino, dal Pago fino all'Agordino, siamo in grado di essere, diciamo, appunto presenti sul territorio a dare appunto quelle informazioni che alle società e alle associazioni sportive appunto sono assolutamente necessarie. Noi abbiamo una sede, la sede diciamo provinciale del CONI è presso il comune di Belluno in Piazza dei Martiri, è una sede che è a disposizione delle società sportive, loro possono diciamo prenderla gratuitamente al fine di fare presentazioni, conferenze stampa. Spesso le associazioni sportive di piccole dimensioni non hanno diciamo questa struttura, noi abbiamo una sala diciamo anche attrezzata che può essere appunto data in maniera gratuita. Siamo anche in grado di fornire una certa attrezzatura, spesso ci chiedono appunto dei gonfiabili, quindi abbiamo dei gazebi, abbiamo un arco che può essere utilizzato per esempio nelle gare con la partenza arrivo per esempio, e devo dire che ultimamente le richieste sono molto numerose. La vocazione sportiva della provincia di Belluno è assolutamente incredibile. Le associazioni sportive sono tantissime, gli eventi sono tantissimi, questo è una ricchezza enorme. Io diciamo vari anni che mi occupo di sport, ma in quest'ultimo anno in cui ho a che fare con tutti gli sport e con tutte le società sportive, veramente ho visto un tessuto ricchissimo, sia dal punto di vista dei dirigenti,
ma soprattutto e in particolare dal punto di vista degli atleti, perché non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo delle eccellenze sportive in questa provincia, Certo. che sono sia dal punto di vista proprio della prestazione sportiva, sia dal punto di vista della capacità di organizzare eventi di carattere nazionale e anche internazionale. Ottimo, perché poi è un tema che poi riaffronteremo anche più tardi, ecco, nell'intervista, che spesso l'interesse verso lo sport abbiamo notato anche nelle passate interviste che non è così alto verso alcuni sport. Però se tu ci stai dicendo che in realtà il tessuto sportivo della nostra provincia è molto ben ramificato, ecco, molto ampio, è sicuramente un grosso punto a favore, al di là insomma di tutti gli altri ambiti in cui la nostra provincia può eccellere. È importante anche che nello sport ci sia tanto interesse e tanto anche coinvolgimento di moltissime persone, e mi sembra di capire che questo non manca, giusto? Non manca assolutamente, ci sono delle discipline che notoriamente sono più famose, quindi hanno diciamo maggiore visibilità, e ce ne sono altre che comunque hanno un buon numero di atleti, comunque di praticanti, hanno una visibilità oggettivamente appunto minore. Io diciamo ho visitato varie strutture di varie appunto discipline, ne ho scoperto anche proprio la bellezza, perché diciamo frequentando quegli atleti e parlando anche con i tecnici soprattutto, le discipline vanno conosciute dal punto di vista tecnico, vanno capiti anche i regolamenti, le regole che stanno dietro anche a determinate appunto certo. a determinate prestazioni sportive. Parlo per esempio delle bocce per esempio, ma anche dello stesso curling, che lo vediamo sostanzialmente quando ci sono le Olimpiadi, ma è una disciplina estremamente complessa, molto affascinante, sia a diciamo seguirla dal vivo sia a seguirla per esempio in televisione. Ma ci sono tutta una serie di altre appunto discipline che comunque sono praticate anche in determinati momenti storici, no? Noi abbiamo avuto, io per esempio vengo dal calcio a 5, il calcio a 5 ha avuto un'esplosione circa 10-15 anni fa, dove in tutta la provincia praticamente c'erano la nascita continua di squadre dalla Serie D alla Serie C, con dei derby che riempivano appunto i palazzetti, quindi uno sport che ha avuto il suo boom, e adesso diciamo vediamo sostanzialmente in tutta la provincia solo la Canottieri Belluno e le Gemelle, quindi diciamo che gli sport sono sia diciamo più seguiti e anche hanno dei periodi storici in cui si diffondono di più e altri in cui magari diciamo la visibilità è inferiore. È sicuramente da dare spazio a tutti. È chiaro che se si lavora sui settori giovanili si dà futuro. Se ci si concentra soprattutto sui risultati di breve periodo piuttosto che sulla prima squadra, se si parla degli sport di squadra, sicuramente la continuità è più difficile. Certo, poi si tende a crearsi poi una certa ciclicità degli sport, che ogni tanto vanno su, ogni tanto vanno giù, e quindi, come dicevi te, l'esempio del calcio a 5 sicuramente è quello più esplicativo, ecco, da questo punto di vista. Sei diventato presidente del CONI nel maggio 2023, giusto? Sì. E quindi da poco più di un anno. Se volessimo fare un bilancio di questo periodo, quali sono i passi avanti che avete fatto e gli obiettivi che avete raggiunto con successo, che comunque state per completare? Allora, innanzitutto sicuramente uno degli obiettivi più importanti che abbiamo sia raggiunto, ma che abbiamo intenzione di migliorare ulteriormente, è quello dello sviluppo dei centri CONI. Il concetto di centro CONI è un concetto che è presente sul territorio, non è molto conosciuto. E sto cercando anche di fare capire alle associazioni sportive che cos'è un centro CONI e quali vantaggi può avere diventare un centro CONI, perché di fatto il centro CONI è sostanzialmente un'associazione dilettantistica sportiva che applica un format che è diciamo fornito dal CONI e che permette sostanzialmente di realizzare un'attività sportiva multidisciplinare. Multidisciplinare perché? Perché è rivolta ai ragazzi dai 5 ai 14 anni. In quell'età lì sostanzialmente i ragazzi
hanno bisogno di provare varie attività sportive, non hanno ancora bene le idee chiare di quale sarà il loro sport preferito. Come è giusto anche che sia. Come è giusto anche che sia. E quindi diciamo spostarsi da una società all'altra e provare varie discipline non è così facile, certo, anche dal punto di vista proprio tecnico, operativo, anche per la famiglia, no? Quindi sono stati creati appunto sul territorio appunto delle società sportive che si sono impegnate a fornire un'attività sportiva multidisciplinare. Questo permette intanto il raggiungimento di un obiettivo straordinario, che è quello di evitare l'abbandono sportivo. L'abbandono sportivo è un dramma, nel senso che il ragazzo magari, se non si trova all'interno di quella società, piuttosto all'interno di quell'ambiente, piuttosto non gli piace quel determinato sport, magari si demoralizza e decide di non fare più attività sportiva. Ecco, diciamo, ogni volta che un ragazzo non fa più attività sportiva è un fallimento un po' per tutti, perché certo, comunque sappiamo che chi fa sport è generalmente una persona che è più felice, no? Cioè è più in grado anche di socializzare, di inserirsi all'interno dell'ambiente in cui vive e insomma è dimostrato che chi fa sport, diciamo, ha una marcia in più anche dal punto di vista proprio delle proprie capacità emotive, insomma, no? Assolutamente. Ecco, quindi diciamo il CONI investe in queste società sportive che si chiamano appunto centri CONI, fanno la loro attività sia nella parte invernale sia nella parte estiva. Nella parte estiva si chiamano EduCamp, di fatto sono dei camp estivi che però applicano un format diciamo CONI, quindi con tutta una serie di criteri, di regole, e sono anche affiancati da dei tecnici del CONI appunto regionale. Si parlava prima della scuola regionale dello sport, i dirigenti e soprattutto i tecnici di questi centri CONI vanno presso il CONI regionale, fanno dei corsi, applicano questo format e sono in grado appunto di dare un'offerta veramente di alto livello. È chiaro che qui si parla di attività appunto giovanile e quindi diciamo queste società devono essere super attrezzate in questo senso, quindi devono avere dei tecnici che hanno una laurea specifica, devono avere una sede e un impianto che abbia determinate caratteristiche, insomma devono adeguarsi a questo format, ma in cambio hanno formazione, hanno assistenza e hanno anche un contributo da parte del CONI regionale. Certo, poi questa c'è tra virgolette ecco, la difficoltà di dover trovare persone qualificate, ma poi può aprire la stessa questa cosa può aprire anche posizioni nuove e nuove opportunità di lavoro anche all'interno di queste società per giovani che magari adesso stanno conseguendo proprio in questi anni la laurea in un certo ambito sportivo, in una certa disciplina, ecco, e questo è sicuramente un grosso punto a favore che aiuta anche la provincia a evitare il cosiddetto spopolamento che stiamo vivendo tanto, la fuga dei cervelli, ecco, Certo. che non è solo verso l'estero ma è anche interna dalle aree quelle un po' più difficili, ecco, da vivere come la nostra provincia verso aree un po' più sviluppate come insomma la Lombardia, ecco, Milano. Quindi questo è sicuramente una grossa mano che è ancora potenziale, però può sicuramente ecco, fornire nuove opportunità ai giovani che sono adesso in rampa di lancio nel mondo del lavoro. Certo. Dando invece uno sguardo al futuro, come si sta muovendo il CONI di Belluno in prospettiva? Quali sono gli obiettivi che vi siete posti sia a breve che a lungo termine? Allora, la prospettiva è quella di diventare la casa delle società sportive della provincia, quindi essere assolutamente un punto di riferimento. Punto di riferimento vuol dire anche metterli in contatto con le istituzioni, perché comunque dopo le società sportive vivono all'interno dei territori che hanno a che fare generalmente con il proprio comune, ma con tutta una serie anche di enti che, se riescono a lavorare appunto in sinergia, sicuramente riescono a ottenere tutta una serie di facilitazioni quando organizzano dal proprio campionato ma anche alla propria gara piuttosto che alla propria, diciamo, attività sportiva. Quindi diciamo essere anche un punto di sintesi in questo senso, che sembra un concetto generale ma non lo è. È chiaro che nel momento in cui noi aumenteremo i centri CONI sicuramente aumenteremo l'offerta sportiva sulla provincia di Belluno.
e questo è un obiettivo che stiamo appunto realizzando. I centri CONI attualmente sono 10 e ci sono delle aree scoperte tipo l'Alpago e il Feltrino, incredibilmente, che è una zona estremamente ricca di iniziative, di attività sportive, di organizzazione e anche di capacità di trovare le risorse, perché dopo più sei bravo a attirare gli sponsor, quindi essere organizzato bene, quindi essere attraente, sei in grado poi di dare appunto continuità. Quindi l'attività sarà quella di incentivare al massimo i centri CONI per dare sviluppo all'idea di investire sul settore giovanile. Io dicevo prima, se investi sui giovani hai futuro, se no si fa molta fatica. Certo. Si fa molta fatica. Dobbiamo assolutamente calare sul territorio questo spirito olimpico. L'organizzazione tecnica delle Olimpiadi spetta, andando a semplificare, a Fondazione Milano Cortina. Mm-hmm. Il CONI è da supporto, e il CONI, che comunque fa parte di Fondazione Milano Cortina, è comunque un braccio operativo di tutta la struttura del CIO che comunque andrà appunto a realizzare l'evento sportivo. Ma quello che dobbiamo fare noi come CONI, anche in collaborazione con delle strutture che sono state create ad hoc, tipo Fondazione Cortina, dobbiamo calare sul territorio appunto questo evento assolutamente straordinario. Quindi siamo a 70 anni dalle Olimpiadi appunto di Cortina, e siamo a 20 anni da quelle appunto di Torino. Abbiamo un'occasione assolutamente straordinaria, no? Quindi dobbiamo essere in grado di far apprezzare il fatto che comunque le Olimpiadi sono su questi territori, spiegare anche tecnicamente come funziona, nel senso che comunque c'è anche un po' di non informazione in questo senso, no? E soprattutto cogliere l'occasione di queste Olimpiadi sia al fine della promozione del territorio, quindi dal punto di vista del turismo sportivo, ma anche di aumentare proprio questa voglia di fare sport, no? Certo, quindi sostanzialmente avvicinare non solo magari i turisti veri e propri che vengono per motivi sportivi nella nostra provincia, ma anche aumentare l'interesse naturalmente nei locali che poi vivranno all'interno della provincia. Certo. Quali sono i benefici, ecco, che voi del CONI credete possa portare un evento come le Olimpiadi al nostro territorio, oltre appunto magari dal punto di vista sportivo, ecco? Dal punto di vista turistico. Ma diciamo che l'impatto immediato è quello sugli impianti sportivi. Se uno va a leggersi un po' di numeri, gli investimenti che verranno fatti complessivamente sono numeri davvero impressionanti. Gli investimenti verranno fatti sia sugli impianti sportivi sia sugli impianti infrastrutturali, no? Quindi l'investimento è importante, si parla di oltre 3,5 miliardi complessivamente. Se uno ha un po' la voglia di mettersi lì a guardare appunto gli investimenti che verranno fatti, sicuramente qualcosa di molto importante resterà. È chiaro che non si parla solo però di soldi, non si parla solo di investimenti, non si parla solo di business, anche perché comunque questo può portare delle ricadute economiche, ma sicuramente anche quando stiamo a parlare dell'over turismo, per esempio, può portare anche a delle situazioni che non hanno solo degli aspetti appunto positivi. Quindi bisogna essere bravi a gestire questi eventi e soprattutto bisogna essere bravi a gestire il dopo. Quindi il dopo vuol dire gestione degli impianti, quindi avere i soldi per mantenere appunto gli impianti, farli sfruttare e sicuramente dare un impulso turistico, perché questo è il primo obiettivo che comunque una provincia che ha una certa vocazione turistica come quella di Belluno deve avere. Ma soprattutto bisogna avere la capacità di capire che per una volta hanno scelto i nostri territori. Quindi i nostri territori che per una forma appunto così che ci portiamo dietro dal passato, magari anche un po' per il fatto che siamo sostanzialmente confinanti con dei vicini un po' più potenti di noi dal punto di vista economico, dobbiamo essere appunto grati anche a noi stessi, alla nostra appunto capacità e alla bellezza del nostro territorio di essere in grado appunto di organizzare e di gestire un evento di questa portata qua.
Certo, assolutamente, perché poi l'Olimpiade è un evento che capita una volta e basta, e quindi sfruttarla al meglio è doveroso, assolutamente. Le voci dello sport ha quasi sempre ospitato giovani atleti in rampa di lancio. In base alle rispettive discipline, come dicevamo prima, alcuni hanno notato una crescita dell'interesse, mentre altri una riduzione dello stesso. Qual è la posizione che assume il CONI in merito a questo? Diciamo che io nelle varie partecipazioni agli incontri che ho avuto con le società sportive, diciamo un grido di allarme è sostanzialmente venuto fuori in maniera importante, no? Che è quello della mancanza di ricambio generazionale, in particolare su alcuni sport. Ci sono degli sport, senza fare i nomi, ma insomma basta appunto frequentare un po' il tessuto sportivo del territorio, dove si vede oggettivamente che l'età media è abbastanza alta, no? Quindi è chiaro che lì va creato appunto dell'interesse. Non può essere un percorso immediato, perché comunque abbiamo visto che i ragazzi vanno dove diciamo c'è una certa capacità di creare interesse, di creare anche diciamo un progetto di lungo periodo. È chiaro che è molto importante dare della visibilità, e la tua trasmissione, e infatti ringrazio appunto anche l'Associazione Bellunesi del Mondo, secondo me sta facendo un lavoro straordinario in questo senso. Abbiamo delle eccellenze sportive in questa provincia che secondo noi avrebbero e meriterebbero una maggiore visibilità, sia in quanto raggiungono dei risultati sportivi molto importanti. Noi abbiamo appunto dei risultati a livello internazionale, sia perché sono il frutto di un percorso diciamo estremamente importante, faticoso, che sarebbe anche bello raccontare. Non bisogna mai dimenticare che il successo nello sport deriva da tanta fatica. Certo. Non si nasce campioni, ma c'è un percorso personale e c'è un percorso di tanti dirigenti, di tanti tecnici che hanno dedicato nel 99% dei casi il proprio tempo, che è la risorsa più importante di ognuno di noi, al fine di far sport a questi nostri ragazzi, e soprattutto di trasmettere appunto delle conoscenze, delle competenze che poi gli permetteranno di ottenere dei risultati visibili in tutto il mondo, cosa che dal punto di vista sia sociale, ma anche io dico dal punto di vista proprio emozionale, è assolutamente straordinaria. Quindi dobbiamo esserci, e ti ringrazio ancora, perché questo potrebbe essere veramente un canale che ci permette anche al CONI di Belluno, per quanto riguarda la provincia di Belluno, di dare quella visibilità che meritano un po' tutti, quindi sia gli atleti. L'atleta è diciamo la figura che emerge maggiormente, no? Quando si ottengono dei risultati, ma anche dare visibilità a tutti coloro che dietro lavorano, no? Quindi i dirigenti, i tecnici, senza dimenticare anche gli sponsor, perché gli sponsor sono quelle aziende che investono sullo sport. Certo. Mi piacerebbe anche lavorare tanto, magari potremmo farlo anche assieme, nel dare visibilità magari a quegli imprenditori che comunque nello sport ci credono e investono parte degli utili della propria azienda, cosa non scontata, non automatica, e siccome potrebbe essere anche un giusto segnale da dare, perché magari potremmo anche dare il segnale che investire nello sport non solo dà delle soddisfazioni personali, ma sicuramente può ottenere anche dei risultati, anche sicuramente un tornaconto dal punto di vista appunto economico. Quindi potremmo anche lavorare appunto in questo senso, perché comunque gli sponsor sono assolutamente fondamentali. Ti ringrazio innanzitutto per i complimenti. La collaborazione è assolutamente necessaria, perché naturalmente io posso lavorare per conto mio, ma come hai detto anche te, per esempio, facendo l'esempio degli atleti, dei dirigenti e degli sponsor, da soli non si riesce a raggiungere un obiettivo. Io ho bisogno anche di naturalmente qualcuno che possa aiutarmi nel trovare questi atleti, e voi del CONI sicuramente siete il soggetto più adatto, perché siete quelli che hanno più sott'occhio la situazione sportiva del nostro territorio. Quali sono gli sport? Prima hai detto non faccia senza fare nomi, però ecco, mi piacerebbe sapere quali sono gli sport in cui avete notato un aumento, ecco, dei tesserati. Allora, gli sport sono sostanzialmente quasi tutti negli ultimi anni hanno avuto
a seguito della parentesi del Covid, sostanzialmente un decremento dei tesserati. Naturalmente anche. Certo. È chiaro che la necessità di sostanzialmente di rimettersi in gioco ha inizialmente favorito gli sport, quelli sostanzialmente all'aperto, no? Magari ci sono state un po' più difficoltà sugli sport, quelli diciamo al chiuso. Io ho accennato prima appunto al calcio a 5, è oggettivo che c'è stata una riduzione dei praticanti, nonostante sia uno sport che, diciamo, svolto all'interno sarebbe molto più comodo anche per i giovani, per i bambini, soprattutto qua da noi, soprattutto qua da noi, quindi si crea questo paradosso, no? Ma lì c'è un problema di visibilità, che il calcio 11 ha troppa visibilità, diciamo, a livello appunto mediatico, che comunque non riesce il calcio 5 non riesce sostanzialmente a portare via degli atleti dal calcio 11. Poi il calcio 5 purtroppo è ancora visto come uno sport da praticare dopo aver compiuto qualche anno e si provato il calcio 11. Invece non è assolutamente così. A calcio 5 in Spagna, in Portogallo, in Brasile, diciamo, tutti i bambini iniziano praticando il calcio a 5 e dopo, in base alle caratteristiche, diciamo, continuano sul calcio a 5 oppure fanno calcio a 11, perché solo iniziando con il calcio a 5 impari la tecnica di base, che è assolutamente fondamentale. Diciamo che per una questione poi anche di costi, forse, diciamo, gli sport invernali hanno avuto qualche problema, perché comunque lì il tempo da dedicare agli allenamenti piuttosto che ai trasferimenti è estremamente importante. Le famiglie devono fare anche degli investimenti. Abbiamo però delle società sportive in provincia di Belluno, degli sci club assolutamente straordinari, che hanno appunto raggiunto dei risultati che sarebbe appunto anche da elencare e dettagliare all'interno di alcune stagioni molto complesse anche dal punto di vista climatico, ambientale, eccetera eccetera. Lo sci è uno sport che dà diciamo tantissime soddisfazioni, ma la prestazione sportiva in sé è molto breve, quindi questi ragazzi fanno degli spostamenti col pulmino anche di ore, aspettano che magari i compagni completino il percorso e dopo la prestazione in sé è anche, diciamo, estremamente ridotta, quindi rispetto a tutto il resto che c'è intorno. Esattamente, quindi diciamo sono delle problematiche tecniche, ma che comunque abbiamo appunto riscontrato che effettivamente possono incidere negativamente, anche se comunque si va a sciare in ambienti bellissimi con degli impianti assolutamente all'avanguardia. C'è stato forse un calo nell'ambito dell'atletica, anche se secondo me le Olimpiadi estive, piuttosto che un lavoro che si sta facendo sul territorio, può portare a un cambio di rotta. A un cambio di rotta. Poi c'è qualche bella promessa in provincia di Belluno, che è stata qua anche da te, esatto, e che sicuramente potrebbe dare quella guida, no? Quell'ispirazione che è assolutamente fondamentale. Certo, è un po' anche l'obiettivo della trasmissione, poter, naturalmente, in qualsiasi sport, è una domanda che pongo anche spesso agli ospiti delle voci dello sport: se c'è un idolo, avvicinarsi a una disciplina in particolare sicuramente aiuta il mantenere il portare avanti con una certa continuità, con una certa voglia e passione, che c'è dappertutto la passione. Se c'è passione riesci in tutto, e questo aiuta sicuramente poi ad eccellere in qualcosa, che sia sport ma che sia anche lavoro, che sia qualsiasi cosa. Infine, parlando sempre un po' di progetti come può essere per esempio il Centro CONI che ci hai accennato, quali sono i prossimi appuntamenti che voi appunto del comitato del CONI state organizzando, state programmando qua in provincia?
Allora, un appuntamento molto importante sarà il 21 di settembre. Noi andiamo a collegarci al fatto che la Regione Veneto è stata nominata la Regione Europea dello Sport 2024. Questo ha comportato, dal punto di vista proprio della Regione Veneto, anche una serie di investimenti importanti a livello sportivo. C'è un piano esecutivo della Regione Veneto 2024 in cui sono stati messi a disposizione circa 13 milioni di euro da investire sia in conto capitale, quindi sostanzialmente nell'impiantistica sportiva, e circa 2 milioni di euro in parte corrente. Quindi tramite sempre dei bandi le società sportive possono attingere a questi bandi al fine anche di finanziare degli acquisti piuttosto che determinati eventi che vengono appunto organizzati. Quindi questo timbro ha permesso appunto alla Regione anche di investire proprio dei fondi anche assolutamente importanti. Assolutamente. Quindi Regione Veneto, la Regione Europea dello Sport 2024, ogni provincia del Veneto organizza una giornata che viene identificata con il nome di Festival della Regione Veneto Sport 2024. Sostanzialmente è un evento che punta da un lato alla promozione appunto dell'attività sportiva come potente strumento di coesione sociale, di sviluppo sociale, di salute e di benessere. Dall'altro permette alla Regione di arrivare appunto sui territori, dovrebbe arrivare appunto l'assessore allo sport della Regione Veneto e spiegare quello che ha fatto la Regione e quello che comunque farà successivamente, in particolare per quanto riguarda appunto l'attività sportiva. Quindi l'appuntamento è a Feltre, c'è un bellissimo rapporto di collaborazione con il comune di Feltre. Il 21 di settembre organizzano Sport in Piazza, che è la classica manifestazione in cui tutte le società sportive scendono nei centri storici e fanno provare a tutti i ragazzi le proprie attività sportive. Si parlava prima di attività multidisciplinari, quindi questi bambini possono provare tutto, possono anche capire chi sono i dirigenti, i tecnici, gli allenatori del proprio territorio, cosa che quindi conoscere poi le persone che, se decideranno di entrare in quello sport, troveranno. Esattamente, quindi hanno anche proprio, vedono un nome, conoscono un nome, vedono una faccia, cosa che è importante sia per quanto riguarda appunto il bambino, l'atleta, ma anche per quanto riguarda appunto i genitori, no? Nel senso, quindi c'è anche un dialogo, si riesce anche già a capire quello che quella società vuole fare, che ambizioni ha, che strutture ha. Quindi noi ci siamo collegati all'interno di questo Sport in Piazza in comune di Feltre. Sabato 21 di settembre organizziamo questo Festival dello Sport Veneto. Arriveranno anche dei testimonial, quindi dei personaggi sportivi legati al mondo dello sport che daranno un po' la propria testimonianza. Io imposterò la conferenza con l'idea di dare un segnale di percorso, no? Dal settore giovanile al successo nello sport, no? Quindi come hai costruito il tuo successo. È quel percorso che comunque implica fatica, allenamento e tanta dedizione e la passione anche di quella che sostanzialmente parlavi tu prima, no? Quindi verrà creato appunto questo evento, questa conferenza. Diciamo che i nomi verranno svelati fra poco, perché comunque faremo anche una conferenza stampa appunto di presentazione, poi ce n'è uno che deve ancora darci appunto la conferma, ma insomma sono dei nomi importanti che hanno un passato importante a livello sportivo. Andremo a coinvolgere anche il settore arbitrale, settore spesso dimenticato. Si parla di arbitri, si parla di giudici. Senza queste figure non avremo gare, non avremo partite, sostanzialmente non avremo nulla. Quindi è un settore, insomma una figura, quella del giudice, dell'arbitro, che io sto cercando di curare, di dare visibilità, anche perché comunque loro hanno bisogno di avere delle adesioni, no? Quindi anche i ragazzi non solo fare sport in senso stretto, ma anche dedicarsi all'attività appunto degli arbitri, dei giudici, che è molto complessa, molto affascinante. Tieni conto che un arbitro deve prendere una decisione che può fare la differenza all'interno appunto di una gara, di una partita, in una frazione di secondo. Quindi, in pochissimo tempo. Se sbaglia il calciatore, parliamo di calcio, in qualche modo insomma si può recuperare. Sì, esatto. Sì. Lì invece devi essere freddo, devi essere in grado appunto di decidere bene in una frazione di secondo, cosa che non è automatica, che si impara.
e che ti permette anche di utilizzare questa cosa qui nella tua vita personale, no? Quindi stiamo lavorando anche tanto per cercare di dare un supporto al settore arbitrale, che è una componente fondamentale. Quindi ecco, Festival dello Sport Veneto sabato 21 di settembre, e poi c'è un evento molto importante che è il Forum Sport Business, che è organizzato sostanzialmente da Confindustria, anche dalla regione Veneto, che permette di diffondere appunto sul territorio un concetto molto importante, che è quello dell'economia legata allo sport. Il territorio, la provincia di Belluno, ma anche i territori appunto del Veneto, hanno un tessuto di economia sportiva dei numeri assolutamente impressionanti. Quindi in questo caso, partendo dall'occasione delle Olimpiadi, verranno organizzati addirittura 40 eventi tra Montebelluna, Longarone, quindi Longarone Fiere, e il comune di Belluno. Verranno organizzati 40 eventi con degli ospiti assolutamente straordinari, che diciamo racconteranno proprio la loro esperienza, ma si legherà il territorio al business, quindi l'economia, al turismo, e il discorso che si faceva prima. Abbiamo le Olimpiadi, ma non può essere un obiettivo fine a se stesso, deve essere un punto di partenza. Non deve essere un punto di arrivo. Non deve essere un punto di arrivo. Ecco, questi 40 eventi sono molto importanti. Vi invito proprio ad andare a vedere nel link, diciamo facilmente appunto trovabile anche all'interno appunto del sito di Confindustria. Insomma, basta cliccare Forum Business, e si vedono appunto tutti gli eventi che verranno appunto organizzati, mi pare dall'11 al 15 di settembre. Quindi il mese di settembre, tra questo evento e l'evento CONI e della regione Veneto a Feltre, sarà sicuramente un mese pieno di iniziative sportive. Certo, ce lo auguriamo tutti, e insomma facciamo un in bocca al lupo a te, al CONI, insomma, di buona riuscita anche di questi eventi, che sono assolutamente necessari per avvicinare tutti coloro che magari in questo momento non nutrono un particolare interesse verso alcuno sport, però appunto in futuro speriamo possano avvicinarsi a un qualcosa che è assolutamente necessario, perché è spesso naturale nella vita di una persona poter fare sport, e invece a quanto pare nella vita di tante altre non lo è ancora, e quindi ci auguriamo che possa diventarlo. Simone, io ti ringrazio, siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Voci dello Sport. È stato davvero molto interessante, perché abbiamo potuto capire, abbiamo potuto immedesimarci nell'attività che svolge il CONI, offrendoci un punto di vista sicuramente diverso, ma allo stesso tempo importante. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito da casa, sia in radio che su YouTube e Facebook, e come sempre gli auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend in compagnia delle trasmissioni di Radio ABM. Grazie Alberto, buonasera a tutti.